Boca è il comandante dei ragazzi della via Pala, il presidente. Dimostra più anni di quelli che ha, 2 o 3 anni in più. Addirittura una leggera peluria, una barbetta che sta crescendo sotto il mento. Ci sono anche le prime macchine. Le prime automobili? E le carrozze che ogni giorno trasportano mercanzie di ogni genere. Vanno avanti, indietro e alzano delle nuvole di polvere. Già, carrozze trainate da tanti cavalli. Ma tanti cavalli. Che fanno tanta cacca. Sulla catasta più alta, fermo immobile come una statua, c'era Cecco Az, il comandante delle camicie rosse. Era immobile e teneva in mano la bandiera verde e rossa dei ragazzi della via Pala. Quando vide il piccolo Nemecek, disse: niente paura, Nemecek, niente paura. Invece il piccolo Nemecek aveva tantissima paura, non riusciva nemmeno a muoversi. Tutti i muscoli del suo corpo erano paralizzati, non riusciva neanche a dire una parola, quasi non riusciva a respirare dalla paura. Cecco Az si mise la bandiera in tasca e con un salto scomparve, proprio come un fantasma. Inaudito! Ieri i 2 pastor hanno fatto Einstein e hanno rubato tutte le biglie al piccolo Nemecek. Stavo vincendo. Oggi Cecco Az in persona è venuto qui al campo e ci ha portato via la bandiera, la nostra bandiera. Ha violato il nostro campo. Domani, se non facciamo qualcosa, verranno qua e ci porteranno via il campo. Il campo? Dobbiamo fare qualcosa. Sì. Domani ci troveremo qui e decideremo il da farsi. Andiamo. Ragazzi, vedete quella barchetta? Sì. Saliremo sulla barca e attraccheremo sull'isola nel punto più lontano dal ponte. Sì. Perché? Perché se ci dovessero scoprire, per raggiungerci dovrebbero attraversare il ponte e girare tutto intorno all'isola. Avremo più tempo per scappare. Ottimo piano, Boca. Però bisogna far silenzio. Sì. Ci vuole coraggio. Sì. Ci vuole sostanza. Andiamo. Generale Boca, siamo venuti ad avvisare che domani vi attaccheremo. Noi avvisiamo sempre prima di una battaglia, non siamo dei vigliacchi. Molto bene.